Le finestre rotte sono ancora lì, con i nylon al posto dei vetri, a testimoniare l'atto vandalico di una ventina di giorni fa. Preso di mira il Cubo, una delle strutture pubbliche del comune di Trevignano. Palestra per le scuole confinanti, ma anche sede di associazioni, all'esterno è anche punto di ritrovo dei giovani e giovanissimi della zona, che come si vede lasciano costantemente tracce del loro passaggio. E sono due quindicenni che hanno spaccato con delle grosse pietre queste due finestre. Ad incastrarli le immagini dell'impianto di videosorveglianza, oltre alle testimonianze di alcuni residenti della zona stanchi degli eccessi segnalati più volte al sindaco e alle forze dell'ordine. Due giovanissimi che a breve si presenteranno con i genitori in municipio. Avevamo dei sospetti che fossero dei ragazzi e questo è stato confermato dalle indagini dei carabinieri. Quindi adesso, trattandosi anche di ragazzi in cui alcuni genitori già si sono già rapportati con l'amministrazione. Cosa sta pensando il sindaco, diciamo così, come ammenda da dare? Guardi, questo sarà un momento di confronto che avremo noi con le famiglie e con i ragazzi, quindi non si tratta di ammenda, si tratta di fare un percorso insieme. Qualcosa socialmente utile? Potrebbe essere qualcosa di socialmente utile o comunque educativo per i ragazzi. Noi abbiamo già un'iniziativa con degli educatori di strada che quindi si rapportano con questi ragazzi, ci sono gli oratori, ci sono tante realtà per cui vedremo di fare qualcosa.